Si è avuto notizia nella tarda giornata di ieri di un possibile caso di Dengue. Questo necessita di fare degli interventi immediati di disinfestazione e abbiamo quindi avvisato il comune di riferimento, che è Villafranca Padovana, ed è verosimile che già questa sera si incominci con attività di disinfestazione. Dico verosimile perché stiamo verificando e controllando se il sospetto è confermato, ma per la massima prudenza il protocollo regionale prevede di iniziare l'attività di disinfestazione. La persona di riferimento è una donna di circa 50 anni, rientra da un paese tropicale dell'Africa e quindi non è un caso autoctono, ma è un caso importato, se fosse confermato, e in questi casi, appunto, come dicevo, si fa la disinfestazione. Perché siamo particolarmente allertati da questo caso? Perché pur essendo nel capitolone più grande delle arbovirosi, quindi come il West Nile, chikungunya ed altre patologie, la Dengue in particolare ha dimostrato anche negli anni scorsi, in particolare lo scorso anno, la trasmissione da uomo a uomo tramite la zanzara tigre, e quindi, cosa che non succede per esempio nella West Nile, e ci necessita di fare interventi urgenti per impedire che la situazione passi da una persona ad un'altra. Quindi siamo in questa situazione, siamo perfettamente allineati con il protocollo regionale e faremo le iniziative che sono necessarie. Raccomandiamo sempre, visto che siamo sul primo caso, seppur sospetto, di essere sempre molto protetti quando si viaggia all'estero, nei paesi tropicali. Il repellente è il principale strumento di protezione, ma anche le maniche lunghe, i vestiti chiari e le zanzariere quando necessario, e soprattutto a rientro, se ci sono dei sintomi simili influenzali, riferirsi al medico curante.